Francesco nacque ad Assisi, figlio di Pietro, un ricco mercante, e di Pica, una dolce donna che lo amava profondamente. Fin da prima della sua nascita, eventi misteriosi avevano fatto capire che quel bambino sarebbe stato speciale. Un giorno, poco prima del parto, un mendicante bussò alla porta della madre di Francesco e le disse: «Fra queste mura spunterà presto un sole». Era un segno, qualcosa di grande stava per accadere. Francesco crebbe felice, con il sorriso sempre pronto e il cuore leggero. Amava la vita spensierata, le feste con gli amici, le risate e la musica. Il padre, che voleva per lui una vita di successo, lo avviò alla mercatura e Francesco imparò presto il mestiere. Era abile, intelligente e tutti pensavano che avrebbe avuto un grande futuro. Ma nel suo cuore c'era qualcosa di più profondo, qualcosa che lo chiamava in un'altra direzione. Un giorno, mentre era con i suoi amici, Francesco sembrava immerso nei suoi pensieri. Uno di loro gli chiese: «Stai pensando di sposarti?» E lui rispose: «Sì, ma sposerò la donna più bella e dolce del mondo». Tutti risero, ma Francesco parlava di una sposa diversa, Madonna Povertà. Il cambiamento nella vita di Francesco arrivò quando, un giorno, si trovò a pregare davanti al crocifisso di una piccola chiesa di campagna. Guardando la figura di Cristo, sentì nel cuore una voce che gli diceva: «Francesco, non vedi che la mia casa sta crollando? Va e restaurala». Francesco si sentì toccato nel profondo. Senza pensarci due volte, decise di lasciare tutto: i suoi beni, la sua casa, i suoi vestiti. Davanti al vescovo restituì al padre anche ciò che indossava, dicendo: «Finora ho chiamato Pietro mio padre, d'ora in poi dirò: Padre mio che sei nei cieli». Da quel giorno Francesco cambiò radicalmente. Camminava scalzo, indossava una semplice tunica e, al posto della cintura di cuoio, si legò intorno alla vita una corda. Viveva nella povertà più assoluta, ma nel suo cuore c'era una gioia immensa. Amava i poveri, i malati, i lebbrosi. Anche quando veniva preso in giro, insultato e maltrattato, rispondeva con amore e preghiere. Francesco non era solo. Presto altri giovani cominciarono a seguirlo, attratti dalla sua semplicità e dal suo amore per Dio. Lui li chiamava fratelli e insegnava loro a vivere senza niente, a pregare e a chiedere l'elemosina per riparare le chiese. La loro piccola comunità crebbe e Francesco portava pace ovunque andasse. Le persone, vedendolo, si riconciliavano, smettevano di litigare e si riavvicinavano a Dio. Francesco era un uomo libero. Non c'era nulla che lo legasse a questo mondo, nemmeno la ricchezza, né l'orgoglio, né i piaceri della carne. Aveva preso 3 voti: obbedienza, povertà e castità. Questi voti non erano pesi, ma ali che lo rendevano leggero come un uccello. Ogni giorno pregava e lodava Dio, e in uno dei suoi canti più belli esclamava: «L'amore non è amato». Un giorno, mentre pregava sulla montagna di Laverna, Francesco ricevette un dono straordinario: le ferite di Cristo che segnarono per sempre il suo corpo. Era il segno del profondo legame che aveva con il suo Signore. Francesco amava tutto ciò che Dio aveva creato: il sole, la luna, gli animali, la terra. Cantava per loro, lodava il Creatore per la bellezza del mondo. Amava così tanto l'amore di Dio che, alla fine della sua vita, si preparò alla morte come a una festa,
chiamandola sorella. Benedisse i suoi fratelli e la sua amata città di Assisi prima di addormentarsi per sempre nel Signore. Francesco è il più santo degli italiani e il più italiano dei santi. Il suo cuore è ancora oggi una fiamma d'amore che brilla per tutti coloro che cercano la pace e la bontà. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.